Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi parleremo di una giornata aperta, è una storica giornata aperta, quella che si terrà a Valle Vecchia il giorno 30 di luglio. Storica per quale motivo? Perché ogni anno a Valle Vecchia si tengono le giornate aperte, ma quest'anno purtroppo a causa delle restrizioni per coronavirus è una giornata aperta un po' anomala, nel senso che non è aperta al pubblico, ma si svolgerà sulla piattaforma Zoom. Non per questo sarà meno interessante e vedremo subito per quale motivo. Innanzitutto ricordo che il giorno 30 dalle ore 10 si svolgerà questa importante iniziativa. È però necessario iscriversi. Sul sito internet di Veneto Agricoltura troverete il programma e troverete anche le modalità per iscriversi attraverso Eventbrite. Detto questo, siamo con il dottor Lorenzo Furlan. Lorenzo, grazie per essere oggi qui con noi. Parleremo di questa giornata aperta a Valle Vecchia, azienda pilota dimostrativa, dove ogni anno appunto si tengono queste iniziative aperte al pubblico, che tra l'altro accorre numeroso, proprio per vedere i risultati delle prove sperimentali che lì si tengono. Dicevamo, staremo su Zoom, ma non per questo non forniremo poi a chi ci contatta le risposte alle domande appunto che ci verranno poste. Allora, i temi saranno tanti, li elenco velocemente, poi entriamo un po' più nei dettagli. Parleremo di gestione del diserbo integrato, parleremo di difesa integrata, di agricoltura di precisione, di biodiversità e di gestione delle aree naturalistiche. Parleremo di Life Dune, un importante progetto europeo per la salvaguardia delle aree dunali. Parleremo di agroforesti. Fatto l'elenco, entriamo un po' più nei dettagli. Perché vale la pena il giorno 30 collegarsi alla piattaforma Zoom e seguire questa nostra iniziativa? Cercheremo di dare un aggiornamento sull'evoluzione dei diversi progetti che sono in corso a Valle Vecchia e come alcuni progetti siano diventati gestione ordinaria dell'azienda stessa. I temi che tu hai elencato, Renzo, sono all'interno di grandi temi come l'agricoltura di precisione, la difesa integrata e la gestione della biodiversità in generale, che deve essere compatibile con un'attività agricola anche redditizia e di qualità. Quindi vorresti dire che l'agricoltore cos'è che vede in sostanza? La possibilità di fare reddito attraverso l'attività agricola, ma al contempo riducendo l'impatto ambientale dell'attività stessa e anche al contempo migliorando il suo reddito netto. Ecco, questi sono gli obiettivi generali. E com'è che tutto questo succede? Tutto questo succede cercando di applicare l'innovazione nel modo più concreto possibile e adatto alla situazione specifica nostra veneta e metterlo a punto sempre di più in modo che diventi fruibile per tutte le aziende. E riusciamo, per chi ci segue, attraverso un esempio di spiegare questo concetto? Per esempio hai citato all'interno del grande tema dell'agricoltura di precisione, noi facciamo irrigazione di precisione, diserbo di precisione, diserbo integrato di precisione, facciamo tante cose, la concimazione di precisione a dosaggio variabile, eccetera, eccetera. Ricordiamo che tutte queste attività vengono svolte anche in collaborazione con l'Università di Padova. Le facciamo in collaborazione con l'Università di Padova e anche con altre università, quindi cerchiamo di usufruire di tutte le sinergie che il nostro sistema può fornire, dando a disposizione tecnica, superfici su cui lavorare, eccetera, eccetera. Allora, per esempio, tema del diserbo integrato, progetto IVM Prize Horizon 2020. Stiamo parlando di progetti su tra quelli che tu hai citate. Allora, sì. Cosa vedere concretamente? Vedere concretamente il mais gestito grazie al coordinamento del nostro CNR IBAF di Agripolis, il dottor Sattin e il dottor Loddo in particolare. Potremo vedere gli appezzamenti di mais gestiti con una forma di diserbo localizzato in cui la riduzione della quantità diserbante può raggiungere il 90%, ma tranquillamente l'80%, trattando solo sulla fila con macchine
che lavorano in agricoltura, anche in agricoltura di precisione, sarchiando molto vicino alle piante, quindi integrando con il diserbo meccanico, il diserbo chimico in modo efficiente, riducendo sia i costi e sia l'impatto ambientale. E qua lo vedremo, cioè possiamo vedere la tecnica sul posto, questo è una continuazione perché ci fu già una giornata, anzi un paio di giornate che hanno già introdotto queste tecnologie, e vediamo applicazioni su larga scala, su ettari di superficie, per capire come stanno funzionando le cose e che si possono ottenere buoni risultati. Sì. Senti Lorenzo, quanto è importante la tecnologia e l'informatica per gli argomenti che stiamo trattando? La tecnologia viene a volte vista in modo negativo, in realtà la tecnologia applicata all'agricoltura, se ben applicata, senza generalizzare, può essere uno strumento eccezionale per ridurre l'impatto ambientale. Se io riesco, in base alla tecnologia, ai monitoraggi continui, a macchine sempre più precise, a dare al sistema pianta-terreno esattamente quello di cui ha necessità il sistema in ciascun momento, io non lascio nulla alla pioggia da portare via e quindi riduco fertilizzante o altro, e quindi non riduco di moltissimo l'impatto ambientale. La tecnologia, sia in termini di capacità di gestione dei dati e di previsione, sia in termini di macchine che dosano perfettamente a seconda delle necessità di ciascuna porzione, concetto dell'agricoltura di precisione, ho le zone omogenee e do esattamente in ciascuna zona omogenea quello che serve in quel momento a quella accoppiata cultura-terreno. Sì. È la base dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura sostenibile. Esattamente, ed era proprio qua che volevamo arrivare, perché in un'area come Valle Vecchia, così importante sotto il profilo naturalistico, svolgere attività di agricoltura in questo senso è davvero, mettere assieme le due cose, è davvero importante. Come potremo vedere dall'immagine, noi abbiamo zone a Valle Vecchia, zone di altissimo pregio naturalistico confinanti con l'agricoltura. È chiaro che se l'agricoltura non è sostenibile, metto a repentaglio la biodiversità di queste zone di alto pregio naturalistico. Quindi tutta la nostra tecnica, dalla fertilizzazione alle lavorazioni a soprattutto la difesa, dalle avversità, tutta la nostra tecnica è particolarmente attenta a evitare qualsiasi effetto negativo per la biodiversità delle zone limitrofe di alto pregio naturalistico. Poi, spostandoci verso il mare, per capirsi, incontriamo a Valle Vecchia delle altre aree, a cominciare anche dalla Pineta e poi la zona delle dune. E qui parleremo anche di questo. Parleremo anche di questo, parleremo del Life Redune, parleremo di come si può godere di zone di alto pregio come le dune. Il litorale Valle Vecchia è l'ultimo tratto significativo del nostro Adriatico, con le dune come la natura le ha volute nei millenni. Ricordiamo che Valle Vecchia è un'isola posta tra Caorle e Bibione. Esattamente, e quel pezzettino di spiaggia ha dietro le dune come si sono evolute nei millenni. È l'ultimo pezzo rimasto, e quindi è un progetto, cerca di far vedere come gestire le dune, come gestire la fruizione delle dune, al contempo riducendo l'impatto ambientale, l'impatto umano sulle stesse, quindi trovare delle soluzioni per mantenere le dune, per renderle fruibili, ma al contempo evitare che le visite, l'attività antropica le possa danneggiare. La professoressa Gabriella Buffa dell'Università di Ca' Foscari darà un contributo per capire esattamente cosa il progetto sta facendo, ma c'è un altro progetto che su questo sta lavorando, il Grevesin, dove si sta lavorando per mettere a punto dei monitoraggi sulla biodiversità, protocolli di gestione di zone rete Natura 2000, dove si cerca di dare dei protocolli affinché le attività agricole e le altre attività umane siano compatibili col mantenimento della biodiversità delle zone di pregio della rete Natura 2000. Siamo su un tema simile, ma su più largo raggio, non solo concentrato sulle dune.
E agroforestry è un'attività collegata in un certo senso, proprio perché alle spalle delle dune c'è questa importante pineta. Allora, l'agroforestry diciamo è mettere insieme l'agricoltura dei seminativi con la coltivazione delle piante forestali. I sistemi di agroforestry, in base alle ricerche che sono state sviluppate in Europa, dimostrano come l'efficienza del sistema in termini di organicazione del carbonio, di sfruttamento delle risorse naturali in termini positivi, sia più elevata di un sistema semplice erbaceo. E quindi a Valle Vecchia si vedrà un'area con un'agroforestry moderna, con basse densità di alberi compatibili con una buona gestione anche dei seminativi, e dei sistemi agroforestali invece più tradizionali, con le siepi grandi, eccetera. Potremo vedere le diverse possibilità che rappresentano delle soluzioni future per rendere compatibile con il cambiamento climatico la coltivazione dei nostri territori. Bene. Lorenzo, ti ringrazio, abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, abbiamo capito che Valle Vecchia è un autentico laboratorio a cielo aperto, potremmo dire. Certamente lo è. Lo è, e quindi il giorno 30 sulla piattaforma Zoom a partire dalle ore 10 sarà possibile seguire questa anomala giornata aperta, dove potremo seguire proprio tutti questi progetti di cui abbiamo brevemente fatto cenno. Sarà possibile porre delle domande e gli esperti saranno a disposizione appunto dalle ore 10 alle ore 12 per parlare proprio di questi interessantissimi argomenti. Un arrivederci a tutti e alla prossima occasione.